Are you ready for the rough? Salve raga, sono Edward Van Helgen e oggi vi illustrerò questo nuovo game chiamato Orcs Must Die. Vi illustrerò direttamente una prima partita abbastanza completa, contenente diversi ostacoli. Praticamente è il solito game nel quale bisogna difendere una base, in questo caso dei portali contenenti un mondo diverso da quello in cui ci troviamo, da ondate di orchi di differenti dimensioni ovvero ci sono diverse tipologie di orchi e abbiamo a disposizione diverse trappole che possiamo usare contro di essi. Eccoci qua, ci ritroviamo all'interno del nostro, come possiamo dire, del nostro terreno, dove dobbiamo difendere dagli orchi, e troviamo praticamente diverse trappole che già sono innescate nella mappa, come questi tronchi che appena vengono toccati dalle nostre frecce cadranno giù per distruggere gli orchi che si avvicineranno. Poi possiamo ritrovare dei portali che ci teletrasporteranno in vari posti diversi della mappa per evitare di perdere troppo tempo e quindi non riuscire a fermare gli orchi in tempo. Come potete vedere, ne entreranno a breve di là, da questi due portoni, e disponiamo di una balestra come arma principale e possiamo scagliare frecce di diversa potenza, ovvero una freccia normale con il tasto destro del mouse e una freccia stordente, come possiamo chiamarla, che permette di stordire gli avversari per diversi secondi col tasto destro, consumando la barra del mana, ovvero la barra azzurra, la barra della magia, come la volete chiamare. Inoltre disponiamo la barra della vita, i soliti punti vita. Successivamente possiamo vedere che in basso a sinistra troviamo le monete che disponiamo per piazzare le trappole. Infatti li troviamo all'interno del nostro grimoro. Premiamo B, possiamo vedere le diverse tipologie di orchi che andremo ad affrontare, ovvero il cobolo corridore, l'orchetto guerriero, il cobolo geniere, eccetera, il cacciatore di gnollo, l'orco di ghiaccio, l'orchetto balestriere e l'orco di fuoco. Ognuno di questi orchi ha diverse capacità e diversi scopi per conquistare le nostre basi, e come possiamo vedere si ritrovano eccole, andiamo a vederle, scendiamo giù, eccole qui, le nostre basi, che abbiamo la capacità di contenere 50 orchi in totale, altrimenti se scendiamo al di sotto di questo valore andiamo a perdere la nostra partita. Scegliamo le trappole a secondo della mappa. Io di solito metto sempre questi oggetti che permettono di respingere gli orchi, ovvero diversi dalla balestra, che permettono quindi di consumare la barra del mana ma offrire degli effetti abbastanza potenti. Adesso ve li illustrerò con degli esempi così capirete meglio. Comunque mettiamo la solita trappola di punte, ottima perché si piazza sul pavimento e permette quindi l'uccisione immediata degli orchi, si ricarica per un certo periodo di tempo. Il muro di frecce, una trappola da piazzare sul muro che scaglia diverse frecce. Poi mettiamo il guardiano paladino, ovvero un paladino che difende la sua posizione. E poi possiamo mettere gli arcieri, al solito attaccano i nemici da lontano con le loro frecce. Mettiamo anche lo zolfo che brucia i nemici e si consuma praticamente con l'uso. Poi se vogliamo possiamo mettere anche questi nuovi funghi, ovvero i funghi sporigeni, che il primo nemico che ci passa sopra viene convertito. Poi vi illustrerò le altre trappole, che sono le seguenti, ovvero la trappola del tritacarne che risucchia i nemici e li distrugge immediatamente, l'autobalista che attacca i nemici, ovvero dall'alto, essendo una balestra, l'esca che ci assomiglia e quindi praticamente esplode quando viene colpita, una mazza oscillante e diversi tipi di trappole. Adesso non voglio dilungare troppo, trappola a vapore, la parete, il barile esplosivo, eccetera. Iniziamo a posizionare le trappole. Come possiamo vedere, le trappole vanno posizionate nel seguente modo: le posizioniamo qui, così appena gli orchi escono fuori troveranno una spiacevole sorpresa. Anche dall'altro lato, ecco, e nel muro possiamo mettere anche queste trappole. Adesso vi illustrerò anche come
si attiveranno queste trappole al passare degli orchi. Questo qui è il raggio di azione in cui verranno scoccate le frecce, la portata massima. Mettiamo anche, non so, un paladino in questa parte, in modo tale che attiri gli orchi e non li faccia passare, così noi abbiamo l'occasione di metterci nel punto più alto e distruggerli dall'alto. Possiamo anche vedere cliccando V le tessitrici, ovvero dei bonus che ci permettono di aumentare le nostre abilità. Abbiamo la tessitrice della conoscenza, dell'acciaio e degli strumenti e degli elementi. Ogni tessitrice ci permette di avere diversi bonus, per esempio quella della conoscenza ci permette di avere una velocità maggiore, oppure i colpi alla testa che infliggono maggior danno, le uccisioni con gli incantesimi forniscono delle monete in più, la vicinanza a un guardiano aumenta la nostra barra dell'energia, eccetera. Le trappole generano, le uccisioni con le trappole generano il 5% del mana, eccetera. Ma in questo caso, conoscendo quindi questo territorio, useremo la tessitrice degli elementi, che ci permette di utilizzare come prima arma la balestra di fuoco e la spada sacra. Intanto selezioniamola e successivamente, appena avremo numerose monete, acquisteremo qualche potenziamento. Bene. Eccellente. Adesso diamo il via all'orda. Ecco. Adesso gli orchi a breve spaccheranno le porte. Eccoli. Eccoli, possiamo vedere, sono dei piccoli orchetti che invadono il nostro territorio, che sono piccoli e veloci, davvero fastidiosi, perché raggiungono direttamente l'obiettivo. E qua abbiamo i classici orchi, ovvero i classici orchetti muniti di ascia, corazza, che non sono molto forti. Infatti vengono spazzati via dal mio paladino e anche dalle mie frecce, non essendo molto potenti. I colpi alla testa permettono l'uccisione immediata degli orchi, eccetera. Proviamo a provare questa nuova caratteristica, ovvero i funghi sporigini, che a quanto pare convertiranno il nemico in un membro della mia orda. Eccoci qua, altri nemici, altri orchetti, altri mini orchetti, come possiamo chiamarli, che sono davvero fastidiosi, come ho detto. Come potete vedere, le trappole a terra alzano automaticamente e le trappole a muro scoccano delle frecce. Ora adesso vi farò vedere a breve, appena arriveranno i mostri ancora più impegnativi, le trappole, scusate, gli elementi di cui vi parlavo, ovvero quello del fuoco, del ghiaccio e del fulmine. Ma intanto vorrei acquistare un potenziamento dalla tessitrice degli elementi, ovvero le armi incantate, la balestra di fuoco e la spada sacra. E successivamente vorrei comprare anche la salute del giocatore raddoppio, ovvero l'ondata di adrenalina del 30%. Alla velocità dopo un'uccisione del corpo a corpo. Le compriamo e abbiamo i soldi per mettere un arciere. Mettiamolo qui su, in modo che abbia un'ampia visuale su ciò che deve distruggere. Perfetto. Adesso vi farò vedere una di queste armi. No, ancora no, perché stanno arrivando gli orchetti esplosivi che causano davvero molti danni. Infatti già ho perso un po' di vita. Scusate, il nostro paladino, come possiamo vedere, si è fatto scappare un orchetto, ma lo facciamo a pezzi noi. Eccolo. Come vedete adesso posso sparare frecce incendiarie e questi funghi sporigini praticamente intrattengono il nemico fermo su questi funghi. È anche molto una specie di esca. Adesso vi farò vedere che ogni arma, ovvero ogni elemento, dispone di un'abilità speciale che consuma più mana, ma è più evidente, quindi più potente. In questo caso qui ho selezionato il fuoco, il ghiaccio e il fulmine. Potete vedere, ecco, le mani del fuoco, le mani del ghiaccio e le mani di fulmine. A breve, alla prossima ondata, vi farò vedere le loro capacità. Intanto posizioniamo un'altra trappola muraria, se ci riusciamo. Perfetto. E un'altra trappola dall'altro lato. Intanto mettiamo lo zolfo, che ancora non l'ho provato. Eccolo qui. Costa davvero molto, però è indispensabile per ogni assedio. Allora, facciamo partire l'orda. Ecco, vi farò vedere questa trappola, questo elemento con la sua abilità speciale, ovvero la scia di fuoco. Ecco, tutti i nemici che attraverseranno questa linea di fuoco rimarranno bruciati, come potete vedere. E infatti possiamo attivare anche l'attacco normale, ovvero questo, che lancia una scia di fuoco verso il nemico e permette di bruciarlo.
Ed eccoci qua, andiamo dall'altro lato, che adesso stanno facendo il pezzo del guardiano. Come potete vedere ci sono nuovi mostri, ovvero questa sorta di lupo che saltella, tanto lo facciamo a pezzi se non ci distrugge. Possiamo vi farò vedere adesso il temporale che avviene, l'abilità speciale delle mani di fulmine, eccolo. Scatena una pioggia, una nube dove scocca fulmini che uccide chiunque passi sotto. Vi posso fare vedere anche le mani di ghiaccio. Allora l'unità speciale, troppo tardi, ormai l'orco è morto. Ok. In questa seconda ondata vi farò vedere le mani di ghiaccio. Eccoci, arriveranno a breve i nemici. Le userò adesso. Ecco, i nemici restano congelati, infatti vengono anche distrutti perché questi sono coloro che hanno il bracciale esplosivo. Ecco, ci sono i primi giganti che hanno in mano la mazza congelata ed ecco, contro il gigante di ghiaccio provo a usare il fuoco e contro a quello di fuoco il ghiaccio per congelarlo. Oh scusate, ho usato il fulmine. Manca del mana, aspettate che lo ricarico, intanto lo colpisco, ma non... Ah, vero, è incantato con i funghi, me l'ero dimenticato. Ops, attenzione, arrivano altri mostri. Però in difficoltà. Eccoci qua, congelati, sono davvero duri. Mamma mia, mi stanno distruggendo. Sono in difficoltà, sto scappando questi. Devo attivare... Oh, meno male che avevamo queste trappole già preimpostate all'interno della mappa che hanno fatto davvero tante uccisioni. Dobbiamo attivare anche le altre là sotto, altrimenti questi qua ci invadono e non permettono di andare avanti. Vediamo. Oh, questo legno spinato. Le ultime risorse possiamo anche definirle. Un orco si è salvato. Congeliamo. Come potete vedere è rimasto distrutto. Comunque questo è il game, come potete vedere è un game davvero carino, che praticamente pian piano che andrete avanti potrete notare diverse tipologie di trappole. Io ve ne ho illustrate una parte, una minima parte, perché ancora ci sono moltissime trappole da sbloccare. Questo è il game, potete successivamente controllare le altre capacità delle tessitrici, anzi ve le illustro adesso, ovvero il vento gelido che aumenta il 33% la durata degli effetti del gelo, la potenza della cintura del vento, il 50% un danno persistente nel tempo della palla di fuoco e i fulmini colpiscono un bersaglio aggiuntivo. Successivamente le armi caricate, ovvero le uccisioni con la balestra e il bastone incrementano la barra del mana, ovvero la barra azzurra. Ed eccoci, abbiamo solo perso un'unità all'interno dei nostri portali, ma successivamente se riescono a entrare i mostri all'interno dei portali la partita finisce immediatamente. Comunque questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti, qui è Dragonelgen.